Ed eccoci in Chianti, con vista sul ancora non patrimonio dell'UNESCO, se mi posso permettere, no? Peccato. Ecco, quindi in lista d'attesa il Chianti, qui in modo particolare nel comprensorio di Tavarnelle, Val di Pesa. Sì, siamo a San Donato, nella Eh, frazione di Tavernelle, in pieno centro storico, sulla nostra terrazza, la terrazza del ristorante Pizzeria Palazzo Pretorio. Qui di fronte ci sono le colline del Chianti con diciamo, la caratteristica vegetazione fatta di olivi e vitigni, intervallati appunto da queste grosse aziende, questi casali rustici dove poi si affacciano le vigne e gli oliveti. quindi noi cosa vediamo? Visto che siamo proprio nel bellissimo Deor, che è poi la particolarità di Palazzo Sì, Pretorio, quindi si mangia in esterno, su tavolo rigorosamente in travertino. travertino. Noi qua vediamo nel dettaglio, possiamo vedere Cortine, che è una piccola frazioncina molto carina, e tutta la Chiantigiana, la strada che passa e arriva fino a Castellina in su. In lontananza c'è anche San Gimignano, ora è dietro il Cipresso, e insomma sono il cuore del Chianti classico, dove si fa insomma quel bel vino che tutto il mondo ci invidia. Ecco, questo posto anche bellissimo, questo va detto, dove magari non prende bene il cellulare, che è solo una fortuna. E quindi bene, bene, bene. Allora, intanto lei è lo chef patron, cioè lei è il cuoco. Sì, gestore, cuoco, qui Toscano da sempre? no, 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 Ah, napoletano di ah, nascita, ecco. toscano d'adozione da più di 20 anni qua. Eh, Diciamo che qui 12 anni fa abbiamo aperto questa struttura, io e il mio ex socio. Ora lo gestisco da solo. Abbiamo Cioè siete improntato. partiti da Napoli Esatto, sì, no, cercando di attirare l'attenzione di tutti quelli che chiaramente vengono qui, da un po' tutto il mondo, nel sì. Chianti, con la cucina e la pizza napoletana. Sì, esatto. La caratteristica, l'imprinting iniziale è stato quello di fare una pizza napoletana verace. Inizialmente siamo partiti con una cucina, diciamo, toscana rivisitata, poi le nostre origini, un po' il territorio che offre tanti ristoranti con cucina toscana, ci ha portato a cambiare tipologia di offerta, e quindi dare un'offerta che mira soprattutto alla cucina di mare e al pesce, abbinato sempre a una pizza verace e classica napoletana, e questo binomio insomma è stato abbastanza azzeccato, perché poi nel corso del tempo si è avuto un bel riscontro da parte dei nostri clienti e del turismo in particolare, dove il Chianti insomma è pieno, e in estate, ora inizio stagione, iniziano a venire tante persone a visitare questi bellissimi Quindi posti. buon vino e anche pizza, perché stiamo Pizza, parlando pizza. comunque di pizza, cioè poter assaporare una pizza con dei buoni vini, appunto. Anche una bella carta delle birre, diciamo la pizza si sa, si fa un po' dappertutto. La nostra caratteristica è quella di puntare su delle farine pregiate, degli impasti particolari per un'alta digeribilità. Questo è molto importante nella pizzeria, la qualità delle farine e la tanta pazienza che c'è poi tra la lievitazione, che è lunga, e la maturazione dell'impasto. Quindi una pizza che deve rimanere assolutamente leggera, e che non deve dare quella sensazione di pesantezza né durante la notte né il giorno successivo. Questa è la caratteristica principale dei nostri impasti, che sono variegati. Andiamo all'impasto classico, c'è impasti macinati a pietra, multicereali, integrali, insomma diamo una diversificazione anche a livello dell'impasto della pizza in se stesso. Ecco qua, ecco perché poi la Toscana poi, mi sembra sia la seconda regione dopo la Campania con il maggior numero, visto che le guide danno come la Michelin dalle stelle, ci sono anche le guide delle pizzerie che Sì, danno gli spicchi, sì, sì, oppure sì. le rotelle se sono, come dire, Quelle là pizza al taglio. al taglio, esattamente. Esatto, quindi ecco perché la Toscana poi ha questo 50-50 di napoletani e comunque anche pizza cosiddetto gourmet del nord, più diciamo una Sì. focaccia servita
a spicchi. Chiaro che i napoletani sono come dire veraci, cioè sono, Sì, sì. ecco, sono un certo... Poi insomma non si deve mai disdegnare qualcosa di diverso dalla classicità o dalle solite pizze, quindi anche la ricerca di ingredienti un po' particolari, di abbinamenti un po' più ricercati, in modo da dare un'offerta che sia classica, sia diciamo particolare, gourmet, non nel senso di pizza gourmet, che è un'altra tipologia di proposta, ma comunque non soffermarci solo alla classicità dei gusti soprattutto. L'importante, ripeto, materie prime eccellenti a partire dalle farine, per continuare con pomodoro, fior di latte, che sono la base, diciamo, della pizza napoletana. Bene, Palazzo Pretorio, quindi chiaramente la margherita. Margherita, senz'altro, non può mancare da un menù, secondo me, mai una margherita. È la classica pizza, diciamo, semplice, ma una delle ancora più amate dai clienti. Pizza che va per la maggiore, quindi. Sicuramente sì, non muore mai la margherita, diciamo. Invece fra quelle che vi siete un po' inventati col tempo, qui nel Chianti? Sì, tante pizze, diciamo un po' meno classiche, come possono essere quelle usando anche ingredienti DOP, oppure faccio un esempio, si fa qualcosa unendo la Sicilia e la Toscana, cioè prendere il pistacchio di Bronte e accomunarlo a una mortadella di Prato, che è questo salume un po' particolare, mezzo mortadella, mezzo salame, ed è un abbinamento che insieme alla provola affumicata, che comunque dà quello smoke nell'insieme del piatto, è di grande successo qui. Poi La pizza che si chiama in carta, come si chiama? Noi la chiamiamo, allora l'abbiamo ora ridefinita come 1076. Mi è piaciuto dare questo nome, cioè 1076 sono i chilometri che separano Bronte da Prato, ma comunque in linea d'aria. in linea d'aria, 1076 è comunque è sottotitolata da Catania a Prato, insomma. Poi viene specificato che comunque è una pizza con provola fresca, Certo, affumicata, certo. mortadella di Prato e pistacchi di Bronte. Poi particolare è nata, cioè fin dall'inizio qua si è fatta una pizza e poi diciamo è inventata tanti anni fa a Roma da un famoso pizzaiolo, ora mi sfugge il nome e mi dispiace, che nella sua pizzeria a taglio diciamo fece questo abbonamento tra la zucca gialla e la pancetta, il guanciale. Beh, nel il caso. re della pizza al taglio è Bonci. Bonci, ora non so se è stato lui a inventarlo o un altro pizzaiolo romano, comunque ora non vorrei dire una non lo baggianata. citiamo, Non quindi. citiamo, però noi l'abbiamo riportata al posto del parciale con la pancetta, un'altra pizza sicuramente di successo. Altre pizze sono la mezzaluna, quella che abbiamo in carta, praticamente una pizza che è metà calzone e metà pizza, quindi c'è una parte di ripieno e una parte di pizza normale, quindi è particolare ed è gradita anche quella. Ma ce ne sono numerose, Lei insomma, mette le mani su queste pizze, cioè lei compone, No. sceglie questi ingredienti. Lei c'ha un pizzaiolo. C'ho un pizzaiolo, naturalmente, sono 2 o 3 ragazzi che si aiutano a vicenda, e naturalmente sono loro, io non metto mano agli impasti o a che altro, posso dare qualche suggerimento di abbinamenti che possono essere un po' più sfiziosi o che in quel momento mi sembrano azzeccati per la stagione. Visto che è difficilissimo, come dire, mettere le due cose assieme, cioè ristorante e pizzeria, cosa succede nel vostro caso? Ci Cioè, vuole una giusta armonia, come posso dire, e ci vuole anche tante prove, tanti mesi o anni di esperienza, capire dove sta appunto la richiesta e quindi come l'offerta deve essere poi collegata alla richiesta. Diciamo è proprio per questo inizialmente che dopo una cucina che era tipicamente toscana ci siamo indirizzati su quella di mare, perché comunque è proposta in maniera minore nel circondario, e quindi diciamo che la risposta dei clienti c'è stata, perché avendo prodotti che possono non trovarsi in tanti ristoranti in zona, ha riscosso insomma un discreto successo. Bisogna insomma saper comprare e capire a seconda delle stagioni, dei giorni della settimana, come può andare il lavoro, e quindi
quanta pizzeria e quanta cucina ci possa lavorare la sera, però questo nel corso del tempo e con l'esperienza si riesce più o meno a fare nel modo migliore, in modo da garantire sempre le freschezze dei prodotti e senza insomma fare spese folli per cose poi che andrebbero non vendute. C'è un risultato quindi di 50-50, se mi posso permettere. Allora, il discorso, allora, qua siamo nel pieno del Chianti, quindi naturalmente abbiamo due stagionalità completamente diverse, che è quella che va dall'autunno fino a inizio primavera, poi o alla Pasqua, e quella che va dopo la Pasqua fino, diciamo, a inizi di ottobre. Sono due periodi completamente diversi, uno di altissima stagione e uno, diciamo, di bassa stagione, dove l'inverno incombe. Lei ha visto il paese come caratteristico, ma sicuramente è piccolo, distante dai grossi centri urbani, quindi durante l'inverno diciamo che la pizzeria viaggia su un 70% rispetto al ristorante, mentre poi d'estate, con l'arrivo soprattutto degli stranieri e del turismo, le due cose vanno a parificarsi. Quindi poi c'è anche il bel effetto di prendere magari uno spicchio di pizza, magari dividerlo con no? Gli altri a tavolo, quindi poi, la pizza può diventare anche una proposta del menù poi alla fine. Sì, non è per forza un piatto unico, oggigiorno la pizza. Ripeto, riuscendo a garantire una leggerezza che è alla base appunto degli impasti e del buon mangiar pizza in generale, diciamo che il cliente non disdegna di accompagnarla o antecedendo un antipasto o posticipando un secondo piatto o anche un primo piatto, quindi non è solo e sempre solo pizza o solo ristorante, ma un connubio che molto spesso va a intrecciarsi ed è gradevole, credo, soprattutto con offerta di pesce poi. Bene, questo è il Palazzo Pretorio in Toscana, chiaramente. Toscana.